SOS medici e chirurghi. Sentite quanti ne perderemo nei prossimi anni. L'allarme è stato lanciato in giornata da Bassano dal governatore del Veneto Luca Zaia. Senza ricambio l'emorragia potrebbe essere pesantissima. Guardi, questo è il vero tema, è l'attualità di oggi, cioè il fatto che mancheranno 56.000 medici e il fatto che dobbiamo chiedere al governo di fare dei provvedimenti urgenti affinché i nostri ragazzi che sono all'università vadano direttamente in corsia. Non possiamo ancora bloccarli per 2 o 3 anni per la scuola di specializzazione, perché altrimenti finisce che medici non ne abbiamo veramente più. 1500 professionisti a livello nazionale già nei prossimi mesi potrebbero andare in pensione con quota 100. Questa è la vera emergenza dunque. Zaia tira in ballo il numero chiuso ai test d'ingresso per medicina e dice: non si può giudicare se uno è un bravo chirurgo chiedendogli di che colore era il cavallo bianco di Napoleone. La selezione deve avvenire con gli esami e in corsia. E poi c'è la questione del contenzioso medico-legale. Sempre più giovani optano per altre specializzazioni perché c'è un concreto rischio di finire in un'aula di tribunale. E qui Zaia lancia un appello: rispettate medici, infermieri e operatori sanitari. Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Basti pensare, se noi cittadini continuiamo tutti a pensare che ogni volta che qualcuno ti eroga un servizio guardi e cerchi di capire se puoi fargli causa per un aspetto di quel servizio, finisce che gli ospedali si svuoteranno. I cittadini non hanno capito. Se continuiamo a pensare che dall'altra parte del banco il medico sia un delinquente, che l'infermiere si comporti male o quant'altro, finirà che a forza di cause, ormai abbiamo gli uffici degli avvocati davanti agli ospedali, finirà che svuotiamo gli ospedali. Poi andremo a curarci in giro per il mondo, immagino.